I vaccini, buone pratiche per i calabresi, il 95% dice sì, al contrario nella regione non si raggiunge la soglia minima per gli screening oncologici e quanto emerge dal report di Cittadinanza Attiva. I sindaci della piana di Gioia Tauro preparano la manifestazione del 28 ottobre per chiedere con forza il diritto alla salute. Il 32enne Marco Gallo e sua moglie Federica Guerrise, sospettati di aver ucciso Gregorio Mezzatesta e Francesco Berlingeri, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP del Tribunale di Lamezia. Dopo 25 anni fatta piena luce su 2 omicidi commessi in piena guerra di mafia negli anni 90 tra la Calabria e il nord d'Italia, interessata la costa Grande Aracri. La decisione assunta dal prefetto di Vibo di commissariare 3 centri per l'accoglienza apre un capitolo inquietante: le presunte ingerenze dell''ndrangheta nei progetti rivolti agli immigrati. Presentato oggi Controluce, un volume che raccoglie le esperienze dei detenuti ospitati nel carcere di Cosenza, l'istituto di pena ha partecipato al progetto Liberi di Leggere. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, in primo piano la sanità, Calabria virtuosa nei vaccini, quanto disattenta negli screening oncologici e quanto emerso dal report di Cittadinanza Attiva. Vediamo. La Calabria crede nei vaccini. Nella nostra regione il sistema di prevenzione funziona bene, quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio civico su federalismo in sanità, presentata oggi da Cittadinanza, Tribunale per i diritti del malato. I dati si riferiscono al 2016, in particolare la Calabria occupa i primi posti in Italia con una percentuale di oltre il 95% sulle vaccinazioni obbligatorie. Il riferimento è a polio, difterite, tetano ed epatite B, copertura che ha percentuali sensibilmente più basse, ci attestiamo al 57% per quanto riguarda morbillo, parotite e rosolia. Il vero problema resta la prevenzione oncologica. Secondo quanto emerso dal report, gli screening oncologici sono praticamente sconosciuti, non si raggiunge la soglia minima. A certificarlo è la Corte dei Conti, che assegna alla Calabria la maglia nera insieme a Puglia, Campania e Sicilia. Va molto meglio invece in Abruzzo, Molise e Piemonte. Nonostante gli sforzi delle aziende sanitarie locali, si fa ancora resistenza agli screening, esami in alcuni casi salvavita, perché i cittadini, soprattutto al sud, si oppongono. Resta la domanda, insieme ai moniti di esperti che ripetono in maniera ossessiva che la prevenzione passa attraverso frequenti controlli e uno stile di vita sano. Ancora per la sanità, i sindaci della piana di Gioia Tauro preparano la manifestazione del 28 ottobre per chiedere con forza il rispetto del diritto alla salute. Vediamo. Una manifestazione, quella del 28 ottobre a Polistena, la seconda nel giro di 2 anni per la difesa, il mantenimento e il rilancio dell'ospedale SPOC della cittadina pianigiana. A parlare della mobilitazione di fine mese è il sindaco Michele Tripodi, che ai nostri microfoni ribadisce l'impegno massimo della sua amministrazione a difesa di un diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione italiana, quello dell'assistenza sanitaria a tutti i cittadini. Noi chiediamo il potenziamento della sanità pubblica a partire dall'ospedale di Polistena, che oggi sta caricando sulle proprie spalle il peso non solo dell'assistenza sanitaria ospedaliera degli utenti della piana di Gioia Tauro, ma anche da fuori provincia, vengono dai dintorni di Vibo, vengono dalla fascia ionica, vengono pure da Reggio Calabria. Quindi c'è fiducia in questo ospedale, però la fiducia, così com'è, così come il personale organizzato, così come sono i reparti con spazi piccoli, angusti e anche ridotti nella gestione proprio dei posti letto, non è possibile andare avanti. Qui c'è una dicotomia che purtroppo esiste in Calabria da diversi anni nella gestione della sanità, che non può essere l'alibi per non fare nulla, anzi per peggiorare la situazione. Quindi sia il commissario Scura, sia il presidente della giunta regionale Oliverio e tutti coloro i quali gestiscono materialmente le ASP sul territorio debbono mettersi una mano sulla coscienza, comprendere la gravità della situazione e intervenire
intervenire per porre fine alla negazione del diritto alla salute che c'è sui nostri territori. Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice Marco Gallo, il 32enne lametino accusato di essere l'esecutore materiale dei 2 omicidi, quello di Gregorio Mezzatesta e di Francesco Berlingeri. Oggi Gallo ha varcato le porte del tribunale lametino, affiancato dai suoi legali. Vediamo. Forse si ispiravano ai famosi Bonnie e Clyde, i coniugi Gallo, accusati dagli inquirenti di essere dei killer assoldati dall''ndrangheta per eliminare persone considerate scomode. I 2 oggi non hanno risposto al GIP, che ne ha convalidato il fermo e disposto per entrambi la custodia in carcere. Federica Guerrise era un'infermiera di 29 anni, affascinata forse dal mondo criminale e molto probabilmente quando il marito Marco Gallo le aveva proposto di aiutarlo nei 2 agguati di cui è considerato l'esecutore materiale. L'omicidio di Francesco Berlingeri, avvenuto alla Lamezia il 19 gennaio, e quello di Gregorio Mezzatesta qualche mese dopo a Catanzaro, non ci ha pensato su un attimo e ha deciso di fare da basista. La coppia così, dopo aver eseguito gli ordini delle entrine, aveva anche pensato di cambiare aria per un po' e, stando alle indagini, aveva avviato le pratiche per il passaporto, consegnatogli poi nel mese di luglio. Un piano scombinato però dall'arresto dell'uomo per l'omicidio Mezzatesta, grazie anche qui alle telecamere di videosorveglianza posizionate a pochi passi dal luogo dell'agguato. Lo stesso modus operandi, i veicoli utilizzati nei 2 omicidi, oltre alle immagini e alle celle telefoniche, avrebbero incastrato marito e moglie per i 2 delitti, ma le ipotesi che sono al vaglio della procura lametina è che la coppia di presunti criminali potrebbe aver compiuto altri omicidi avvenuti nella zona, come quello del penalista Francesco Pagliuso, freddato da un sicario nella sua auto appena rientrato a casa. Il dato comunque che emerge dall'arresto dei coniugi Gallo è di una 'ndrangheta che affida agli esterni le esecuzioni di personaggi che escono fuori dal seminato, come Francesco Berlingeri, che evidentemente aveva pestato i piedi alle cosche lametine, evitando così il coinvolgimento diretto degli affiliati al clan. Noi siamo partiti dalla presenza sul luogo del delitto di questa Fiat 600. Abbiamo mandato queste immagini, la targa era illeggibile, vedrete. Il servizio di polizia scientifica della Direzione Centrale di Polizia Criminale della Polizia di Stato di Roma è riuscito ad intuire dalla distanza intercorrente, dalle prime 2 lettere della targa, è riuscita a risalire alle possibili 2 lettere iniziali della targa alfanumerica, C e Z. Dopodiché è partita un'azione di ricostruzione che ha interessato anche la casa madre produttrice dell'autovettura in questione, la Fiat. Siamo andati a prenderci tutte le Fiat 600 con quel particolare modello vendute in tutta Italia e abbiamo, con una serie di ricerche filtrate ulteriori, abbiamo ottenuto il risultato che speravamo, cioè l'individuazione in zona di una sola autovettura con quelle caratteristiche peculiari, i baffetti davanti, gli specchietti in tinta, i cerchi, era un'edizione particolare della Fiat 600, che circolava su Falerna. Il dato ci ha confortato perché in questo modo siamo arrivati all'indagata Guerrise Federica e successivamente al di lei marito Marco Gallo. È stata fatta piena luce dopo 25 anni su 2 omicidi commessi in piena guerra di mafia negli anni 90 tra la Calabria e il Nord Italia, interessata la cosca Grande Aracri. Vediamo. Era il 1992, il 33enne Nicola Vasapolla e il 35enne Giuseppe Ruggero furono uccisi nell'ambito di una feroce guerra di 'ndrangheta combattuta tra la Calabria e il Nord Italia. Oggi, a distanza di 25 anni, è stata fatta piena luce sui 2 omicidi. La polizia di Reggio Emilia ha arrestato 3 esponenti di spicco della cosca Grande Aracri. Si tratta di Nicolino Grande Aracri, 58 anni, capo dell'omonima cosca Egemone a Cutro, ritenuto il mandante, Nicolino Sarcone, di 52 anni,
esponente di vertice del sodalizio 'ndranghetistico operante in Emilia, e Angelo Greco, detto Lino, 52 anni, di San Mauro Marchesato, ritenuto il capo dell'Andrina del torinese. Sono tutti già detenuti per altra causa. Nel corso dell'operazione denominata Emilia 92, coordinata dalla Procura di Bologna, sono state effettuate diverse perquisizioni nei confronti di altre persone coinvolte nelle indagini. Un cold case di 'ndrangheta dunque risolto dopo un quarto di secolo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli omicidi rientrano nello scontro tra la cosca Grande Aracri Dragone Giampà e il sodalizio Vasapollo Ruggero, in lotta per conseguire l'egemonia delle attività illecite nelle province di Crotone e Reggio Emilia. Per i 2 omicidi erano già stati condannati all'ergastolo con sentenza divenuta definitiva Raffaele Dragone e Domenico Lucente. Entrambe le vittime furono uccise nelle loro case mentre si trovavano ai domiciliari. Per costringere Ruggero ad aprire la porta, i killer simularono un controllo delle forze dell'ordine in divisa con auto di servizio camuffata. A parlare dei 2 delitti i collaboratori di giustizia Angelo Cortese e Antonio Valerio, i quali materialmente avevano preso parte all'omicidio di Ruggero. Un'attenta e certosina attività di riscontro effettuata dalla squadra mobile di Reggio Emilia con il coordinamento della squadra mobile di Bologna e del servizio centrale operativo della Polizia di Stato ha consentito così di raccogliere numerosi riscontri in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori. Sono stati visionati e studiati tra l'altro decine di fascicoli anche relativi ad altri fatti di sangue, inquadrabili sempre nella guerra di mafia combattuta nei primi anni 90 in Calabria e nel nord Italia, in particolare nelle province di Reggio Emilia, Cremona e Mantova. A Vibo adesso, dove la decisione del prefetto di commissariare 3 centri di accoglienza apre scenari inquietanti. Ci sarebbero infatti presunte ingerenze dell''ndrangheta nei progetti di accoglienza dei migranti. Vediamo. Sta facendo scalpore la decisione del prefetto di Vibo Valentia Guido Longo di predisporre il commissariamento delle cooperative che operano a Briatico a sostegno dei migranti. Di concerto con l'agenzia anticorruzione di Raffaele Cantone e con il ministro dell'Interno Marco Minniti, il prefetto di Vibo Valentia ha nominato commissario l'avvocato palermitano Rosario Di Legami, amministratore giudiziario che gestisce già diversi patrimoni sequestrati alle mafie. Uno degli ultimi incarichi gli è stato affidato dal Tribunale di Bologna e riguarda il tesoro sottratto in Emilia-Romagna ed in Calabria al clan di Nicolino Grande Aracri di Cutro nell'ambito dell'operazione Emilia. Secondo la prefettura di Vibo Valentia, chi ha in mano tutta l'assistenza dei migranti a Briatico attraverso un subappalto illegittimo è una società che è risultata pesantemente condizionata da infiltrazioni dell''ndrangheta. Alcune di queste vicine ai boss avrebbero monopolizzato le forniture. Da qui viene rilevato la decisione del prefetto di commissariare i 2 centri con un provvedimento che non ha precedenti sul suolo italiano. Dunque un commissariamento per fare luce sulla gestione dell'accoglienza migranti in provincia di Vibo Valentia, su cui si fa sempre più pressante l'ombra dell''ndrangheta. In particolare a Briatico sono 3 i centri di accoglienza che si occupano di 700 richiedenti asilo, tutti e 3 all'interno di strutture alberghiere riconvertite per l'occasione. L'attenzione è puntata sul volume di affari, sul quale proseguono le indagini, che per i 3 centri ammonta ad oltre 700.000 euro al mese. Il prefetto aveva già fatto scattare un'interdittiva antimafia per le 2 cooperative ora commissariate che gestiscono i centri, ossia la Monteleone Servizi e la Monteleone 3.0 Protezione Civile. Adesso a Cosenza, in via Reggio Calabria, luogo degradato dove vivono in precarie condizioni 13 nuclei familiari che chiedono una sistemazione più idonea. Isabella Roccamo. Via Reggio Calabria si trova alle spalle del salotto buono della città di Cosenza. Qui da quasi 40 anni vivono alcune famiglie rom. Guardate in che condizioni. Ad oggi ci sono 13 nuclei familiari, sono circa 60 adulti e 20 bambini. Le case sono di legno, mattoni e lamiera. Quando piove l'acqua viene giù dai tetti, fatti di lastre di compensato. Come no? Ci sono delle bacinelle che prende di qua fino di sotto. Io come si dice, io non abito qua, però ci abita la mia famiglia. Si vive nell'ansia. Come no? Ogni tanto mi chiamano di notte e devo scappare. Perché? Soccorrere aiuto, prendere qualcosa per portarla qua, bacinella, cose varie. Portarla a casa mia ogni tanto.
Ci sono rifiuti, grossi ratti, serpenti, le case sono diroccate, pericolanti e in condizioni igienico-sanitarie disastrose. Da sempre ci dicono è così. Entriamo in una di queste casupole, c'è una lesione sul tetto, una situazione segnalata alle autorità competenti, ci dicono, ma ad oggi nessuno è intervenuto. Tramite i miei nipoti sono stati allertati, però ancora non si è visto nessuno. Si teme per l'incolumità delle persone che abitano qui? E come no? Questo è l'ordine del giorno. Uno degli abitanti di via Reggio Calabria ci dice quasi con amarezza: siamo considerati quasi come spazzatura da tenere il più lontano possibile. La maggior parte ci sono persone anziane, bambini che dovrebbero stare più all'asciutto, diciamo. Cosa chiedete oggi? Io non chiedo niente perché giustamente, grazie a Dio, la casa ce l'ho. I miei familiari che abitano qua una casa più decente, più dignitosa. Questo. La cronaca ancora, è maturata nel pomeriggio questa notizia, 4 persone sono state arrestate a Rossano, tra cui un carabiniere in servizio all'epoca dei fatti. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Castrovillari, vedete la foto, il Tribunale della città del Pollino. Le 4 persone finite in manette devono rispondere di estorsione. La vicenda è partita da una denuncia che è stata effettuata nel luglio del 2016. Ora le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Blitz interforze nella mattinata nella zona di Germaneto. A Catanzaro carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno fatto irruzioni in quella che è considerata una roccaforte dei Rom. I controlli erano finalizzati al censimento degli alloggi di edilizia popolare e hanno portato all'arresto di 14 persone per allacci abusivi alla rete elettrica e all'accertamento di 34 abusi edilizi su 28 alloggi censiti. Impegnati anche gli agenti della polizia locale, i tecnici dell'Enel e il personale dell'Aterp. I militari della stazione Carabinieri Forestale di Cosenza, durante un servizio di controllo del territorio svolto in varie località del comune di Marano Marchesato e mirato alla prevenzione dei tagli furtivi, hanno colto in fragranza di reato un 62enne di Marano Principato intento a trafugare alcune piante da un bosco in località Piano delle Quarte. L'uomo è stato deferito alla competente procura della Repubblica di Cosenza. Nell'ambito del piano straordinario del controllo del territorio predisposto dal questore di Cosenza, la squadra mobile ha effettuato una serie di verifiche mirate al controllo delle persone sottoposte ad obblighi di legge. Nell'ambito di tali servizi, il personale ha denunciato un 29enne sottoposto alla sorveglianza speciale che si è reso responsabile di inosservanza dell'obbligo di legge e ha eseguito nei confronti di un uomo di 50 anni un'ordinanza di misura coercitiva di divieto di avvicinamento. Li hanno sorpresi ad irrigare una piantagione di cannabis di oltre 2000 piante, per questo i carabinieri delle stazioni di Nicotera e Nicotera Marina hanno tratto in arresto 2 fratelli pregiudicati di Rizziconi, un 64enne di Nicotera, rinvenute anche 2 pistole detenute illegalmente. I 3 sono stati quindi tradotti nel carcere di Vibo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tragedia sfiorata questa mattina e tanta paura a Montaltofugo, dove un autobus di linea è rimasto bloccato sui binari in un passaggio a livello. Pochi istanti prima, proprio del passaggio del treno, è stato lo stesso autista a sbloccare la situazione accelerando e sfondando la barra del passaggio a livello. Si chiama Cuori Connessi, il docufilm che è cardine dell'iniziativa pensata dal Ministero dell'Interno per mettere in guardia i ragazzi sui pericoli della rete collegati al cyberbullismo. La Polizia di Stato e il compartimento della Polizia Postale incontrano gli studenti di tutta Italia. 3 le tappe calabresi, vediamo. I cuori connessi contro il cyberbullismo. Anche in Calabria la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato rivolta a bambini, adolescenti, ragazzi e famiglie sui rischi e pericoli di un uso distorto della rete internet. Da Reggio Calabria a Catanzaro fino a Scalea, le tappe della manifestazione che vede l'autore del docufilm Luca Pagliari impegnato a spiegare l'importanza delle parole in tutte le loro sfumature attraverso filmati e testimonianze dirette. L'iniziativa vuole fornire ai giovani internauti consigli utili per un uso consapevole e responsabile della tecnologia, dagli smartphone ai PC ai tablet, per far comprendere le conseguenze che questo fenomeno può generare nella vita di un ragazzo. I messaggi, le immagini, i video caricati in rete oggi si diffondono in maniera incontrollata e restano
presenti sul web per sempre, creando problematiche che in alcuni casi possono avere conseguenze anche drammatiche. L'unica arma che noi teniamo è quella della prevenzione e quindi questa iniziativa voluta dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e il Capo della Polizia, proprio per portare ai giovani degli esempi concreti di quello che è realmente accaduto. Infatti i filmati che vedranno stamattina ricostruiscono dei fatti che si sono verificati veramente. E quindi questo serve per mettere loro in grado di conoscere questo mondo, perché loro lo usano, lo amano molto, ecco, sono eternamente connessi, cuori, ma cuori di chi? Perché loro veramente non lo sanno il più delle volte, chi c'è dall'altra parte del video. La campagna, che oltre alla proiezione del docufilm prevede le testimonianze di persone direttamente toccate da azioni di cyberbullismo, vuole offrire uno spunto di riflessione per avviare importanti considerazioni sul peso delle parole, sul loro valore, sulla loro potenza, ma anche sulle responsabilità degli adulti. La nostra preoccupazione è che ci possa essere del sommerso, cioè delle situazioni di cyberbullismo che non emergono se non quando eventualmente dovessero verificarsi dei fatti gravi o comunque, non dico delle tragedie che comunque sono pure avvenute, ma comunque la compromissione, così da un punto di vista psicologico soprattutto, ma anche fisico eventualmente di qualche ragazzo, ma anche gli adulti sono coinvolti come vittime, come autori in questo fenomeno gravissimo, che già esisteva, come tutti sappiamo, col nome di bullismo, ma che con l'avvento della tecnologia e dell'informatica ha assunto delle forme diverse e per certi versi più gravi, perché chiaramente internet e l'uso degli strumenti digitali consentono al cyberbullo e a tutto il gruppo che poi si forma in rete di essere molto più veloci e molto più invasivi. I carabinieri di Paola hanno arrestato un 32enne di Castrolibero. L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, in sostanza ha finto di essere autista e poi ha molestato una turista. Presentato questa mattina il libro Controluce con i racconti dei detenuti delle carceri di Cosenza e Paola. Questa iniziativa ha concluso il progetto Liberi di Leggere. Vediamo. Il progetto ministeriale Liberi di Leggere trova il suo epilogo nel percorso rivoluzionario di scrittura creativa, nato nella casa circondariale di Cosenza e Paola. Controluce, racconti dal carcere a cura della giornalista Rosalba Baldino è il libro riflessione nato dalle 40 penne di detenuti scrittori e recensito da altrettante autorità, giornalisti e personaggi della cultura calabrese. La scrittura dunque diventa terapia di gruppo, un ponte tra interno ed esterno. Sono iniziative importanti anche perché danno, oltre a questo, anche la possibilità a chi partecipa a questi corsi e quindi a chi scrive di esprimersi, di esprimere se stesso, di esprimere i propri sentimenti e quindi sentirsi un pochino più proiettato verso l'esterno della struttura carceraria. Il libro, promosso dall'associazione Liberamente, è legato con un filo diretto ad altre importanti iniziative culturali che hanno preso vita all'interno del carcere cosentino, prima fra tutte la biblioteca con 2 sale di lettura, un'iniziativa questa che sottolinea quanto l'evasione della mente attraverso scrittura e lettura renda liberi. È stata creata con l'apporto di tutta la società, nel senso che noi insieme a Liberamente abbiamo pensato proprio a crearla strutturalmente e dopo la cittadinanza tutta ha contribuito donando poi tantissimi testi che hanno trovato allocazioni qui dentro, circa 3.000. Altri saranno gli step futuri che procederanno in questa direzione. Il nome del padre sarà il nome del prossimo progetto di scrittura autobiografica. Il progetto Il nome del padre perché ci è stato proposto da un'associazione di Piacenza che noi abbiamo accolto con favore. Speriamo di riproporlo non solo nell'ambito del carcere di Cosenza, dove ho già preannunciato per Paola e per Catanzaro, ma anche per Rossano, per quelli di Cosenza, però pensiamo di portarla anche nell'ambito della regione. Le scuole protagoniste dei Green Games, i quiz sull'ambiente per gli studenti virtuosi e informati. Al Monaco di Cosenza una manifestazione vissuta con entusiasmo da parte di docenti e alunni. Vediamo. Si chiama Green Game ed è una gara tra studenti che si sfidano sui temi riguardanti la raccolta differenziata. Il format didattico itinerante è stato ideato dai consorzi nazionali per il recupero e riciclo degli imballaggi per introdurre nelle scuole valori e nozioni importanti in modo coinvolgente.
All'ITIS Monaco di Cosenza, una delle tappe calabresi del progetto, il gioco ha entusiasmato gli studenti che hanno seguito con interesse la lezione del relatore, dalla quale hanno tratto le conoscenze per partecipare al quiz multirisposta. È una metodologia che prende molto i ragazzi e quindi i ragazzi rispondono bene, si appassionano e sono coinvolti. Poi la tematica è estremamente attuale e penso che sia degna di approfondimenti, proprio perché anche noi adulti spesso ci poniamo i dubbi che avete posto voi ai ragazzi, per cui è un'iniziativa che coinvolge un po' tutti. I primi 4 classificati parteciperanno come squadra alla finalissima regionale che assegnerà il titolo di scuola più preparata e permetterà all'istituto di ricevere premi in buoni acquisto per attrezzature tecnologiche. Hanno imparato sicuramente in maniera diversa e quindi sicuramente penso che questo sia un buon metodo per poter in qualche modo recuperare, diciamo, delle deficienze che invece la comunicazione diversa non dà. Sarà inaugurato domani 20 ottobre alle 9:30 nella Villa Vecchia, il villaggio della salute, che sarà il fulcro delle diverse iniziative del primo Salus Fest, il festival dedicato al benessere e alla salute dei cittadini. Per 3 giorni convegni, dibattiti, eventi dedicati alle scuole, spettacoli a tema, manifestazioni sportive e attività di primo soccorso si alterneranno nel centro storico cosentino e poi ci saranno anche delle postazioni per la donazione del sangue, la possibilità di avere consulenze, screening ed esami gratuito nel campo cardiocircolatorio, andrologico, dermatologico, oncologico ed oculistico. Ora le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Ancora 24 ore di tempo quasi soleggiato sull'intera regione. Come abbiamo preannunciato tuttavia nei precedenti appuntamenti, una perturbazione atlantica in entrata dalla penisola iberica nei giorni scorsi sta puntando attraverso il Mediterraneo occidentale sul canale di Sardegna ed in successione quello di Sicilia. Dalla giornata di venerdì quindi c'è da attendersi un aumento della copertura nuvolosa, specie sul Reggino. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani poco nuvoloso al mattino, nel corso della giornata aumento della nuvolosità sul Reggino Vibonese, fino al settore ionico-catanzarese, dove, in serata, possibili deboli piogge sul Reggino e basso catanzarese ionico potrebbero verificarsi. Temperatura stazionaria o in locale lieve diminuzione nei valori massimi. Passiamo ai mari e venti. Domani il Tirreno sarà poco mosso, per venti moderati da scirocco sul settore meridionale, da est su quello centro-settentrionale. Sullo Ionio avremo ventilazione moderata da scirocco sul settore reggino e catanzarese, debole orientale sul settore crotonese e cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.